un pessimo inizio d'anno, direi. Abbiamo trovato la serranda di Velta e i ladri erano entrati stanotte, c'era arrivato il messaggio e i carabinieri erano qui in 5 minuti, però sono riusciti comunque a entrare e a sottrarre del denaro contante che era nelle casse, hanno portato via anche un cassetto intero e fatto danni ingenti al serramento. Bottino del fondo cassa, ancora da quantificare, danni ai serramenti che già oggi si rimettono a posto, filmati delle telecamere al vaglio delle forze dell'ordine, ma i ladri hanno tentato il colpo anche in un bar tabacchi a poche centinaia di metri, sempre in Viale Trieste. Bersaglio stanotte dei malintenzionati che hanno forzato la serranda a mano senza però riuscire ad entrare. Stamattina ho avuto la sorpresa che sono arrivato per le 6:10 e mi sono trovato la serranda di Velta. Allora ho guardato con le telecamere, perché avevamo telecamere e tutto quanto, ho visto tre individui che hanno tentato di forzare per entrare, però non ci sono riusciti, sono scappati via per disturbo, magari qualche macchina che passava. Ecco, comunque non è una zona tranquilla, ci vuole più sicurezza, più controllo, perché ormai siamo stanchi. Per noi commercianti, per quanto telecamere, sicurezza, tutto quanto, però ragazzi non si può vivere così, specialmente per le persone anziane che sono molto, diciamo, sì, rischiano di più, insomma, ecco. Sulla situazione del quartiere San Francesco è intervenuta anche l'esponente di Fratelli d'Italia Giulia Gennaro, ribadendo la necessità che sul fronte sicurezza i quartieri cittadini siano maggiormente attenzionati. C'è stato un episodio anche la settimana scorsa di una signora anziana che è stata rapinata fuori dal supermercato qui a Parco Città. Io ho richiesto più e più volte all'amministrazione comunale di avere un occhio di riguardo per quanto riguarda proprio i quartieri e le zone calde della città. Ecco, il quartiere San Francesco purtroppo negli ultimi mesi è stato episodi di varie situazioni di degrado, di pericolosità anche proprio per i cittadini stessi.